Con Franco Bonfante per parlare di sociale, dei problemi legati alle politiche del welfare nella nostra regione. Cosa c'è da fare alla vigilia dell'approvazione del bilancio regionale 2014? Beh, il bilancio della regione è di oltre 13 miliardi all'anno. Sulla sanità i miliardi sono almeno 8 e sono cresciuti, non è vero che ci sono sempre comunque tagli, dal 2000 sono cresciuti del doppio, sono 8 miliardi e 300 milioni circa oggi, erano 4 miliardi nel 2000, quindi c'è ampia disponibilità. E per esempio per le associazioni, quelle dei non vedenti, dei non udenti, eccetera, si è sempre pensato per la formazione, per l'integrazione scolastica, eccetera, a 500.000 euro all'anno, cioè allo 0,0038 del bilancio complessivo. Quest'anno hanno azzerato anche quelli. Non ci sono fondi per l'associazione di volontariato, non c'è fondo per il progetto di vita indipendente di portatori di handicap, sono stati ridotti fortemente per l'integrazione lavorativa, tutti i soldi. Quindi noi riteniamo che questo sia un assurdo, sono soldi minimali rispetto al bilancio complessivo della regione, sono scelte politiche che cercano di tagliare ai più deboli per mantenere invece gli sprechi.